Morto di un brutto male, Sì, sai. il padrino. Il padrino, sì. Vedi, si è asciutto perché era bravo. E infatti, guarda, Ugo, brutto male. La Milla, brutto male. La Iole, la stessa fine. Hai capito? Solo la Eva, buonanima, è morta di tifo. Lei aveva il tifo. E quella che faceva i vestitini a tua mamma. Quando era piccola, la Eva. Ah. Nonna, meno male che tu eri di un'altra razza. Eh? Meno male che tu eri di un'altra razza, altrimenti avevi un brutto male pure tu. Meno male. Mi è dispiaciuto, poverino, Nonna, quanti fratelli eravate? La Eva, Genio, la Iole, la Milla e Ugo. E lui ce n'aveva due, erano 7 figli. Della prima moglie e 2, no? 7 figli. Che casino. Però era bravo uomo, Portava i soldi sempre, tutto. Però non era bravo, Solo che beveva. Chi era la sorella più brava che avevi? Eh? La sorella tua più brava che avevi? La più brava Eh. era la Milla, la Eva e la Iola, insomma, poteva passare, però era troppo superba, sai, superba. Seconda. Infatti l'ha mandata all'asilo a lavorare e non si è mica stata, non sapeva fare niente. Senti, nonna, vuoi dire qualcosa alla Rita? Eh? Vuoi dire qualcosa alla Rita? Alla Rita? Cosa si deve dire? Vuoi dirle qualcosa? Perché? No, così, vuoi dire qualcosa alla Rita? La Rita, cosa vuoi che ci dica? La figlia di Pietro? Sì. La Rita, ora quando vado a Genova ci telefona, io ci dico di tutto per i Matarassi, che è stata una bugiarda. Come? Ha detto che gli dava una padrona a una signora che aveva bisogno, e io ho detto sì, guarda, i 2 anni che l'ho fatti ero da lana bella, sai. Una mattina usciamo, tua mamma mi fa, guarda i materassi dove sono, a cara dello stazzino. Ah, brutta maledetta. Ma ce ne dico 2, sai. Sì. Senti, nonna, e invece all'altro figlio di Pietro, quello che è venuto in casa tua quando lui è morto, gli vuoi dire qualcosa? Al figlio di Pietro, quello che è venuto quando Pietro è morto, gli vuoi dire qualcosa? A lui? Eh. Che è una leggera, mangia soldi. Ci dico niente. Perché? Che cos'è che ha fatto quando è morto, che è venuto in casa È tua? stato maleducato, Cinzia. Perché? È andato a fregnare le mie cassette. Poi quando è andato via non mi ha neanche salutato. Il ringraziamento. Se lo sapevo non ce la dava mica la busta. Sì, ma mi denunziava, Ma perché? Perché i soldi erano di suo papà, mica i miei. C'era 1.000.000 lì. Poi c'era il libretto della banca, c'era 20 milioni, non c'era mica tanto, sai. E ha preso tutto lui? Se l'avrà divisi. A Paola non c'è andato niente. La Paola è divisa il marito, Ah, sì? C'è divisa, sì, me l'ha detto la lavandaia. Una mattina è stata a portare la gonna. Dice, sai che la Rita, la Paola si è divisa dal marito. Davvero? E c'era scappato. Pietro non lo voleva vedere. Suo marito non lo voleva vedere. Perché è scappata quando era giovane, sai? Nonna, alla Gianna cosa vuoi dire? Che è una maleducata. Perché? Perché non mi telefona mai. Tutti i piaceri ci ho fatto per la Barbara, no soldi, soldi no. Tutti veniva, ci dava una camicetta, ci dava una cosa, ci dava l'altra. Mi diceva, zia, te sei la più brava di tutte. Poverina. Senti, nonna, e alla Lella vuoi dire qualcosa? Alla Lella? Alla Lella? Che mi telefoni qualche volta, che la Lella è brava. Anche suo marito è bravo, sì.
Anche la Mira, la Paola, tutti. La Gianna è una maleducata. Nonna, e a Riccardo cosa vuoi dire? A chi? A Riccardo. A Riccardo? Che lo penso sempre, che ci voglio bene. Non... Sento la sua mancanza. Ah sì?